Fra poco facciamo la Miss Italia Calabria, cioè facciamo partecipare a Miss Carnevale, a scegliamo e poter diventare Miss Italia Calabria. Noi siamo a Castrovetere per lo Carnevaro, l'aspettiamo!
Amici di Castrovillari, buonasera, benvenuti, bentrovati e buona Miss Italia, soprattutto con questo inizio incredibile con 23 aspiranti questa sera al titolo di Miss Carnevale di Castrovillari. Le vedremo qui, poi le conosceremo in maniera molto più precisa e puntuale con i loro nomi, con le loro aspirazioni, con i loro sogni, con i loro desideri. Prima però voglio presentarvi questi splendidi ballerini che hanno aperto anche in maniera non solo musicale ma anche a livello di danza, con tanta passione anche loro: Marina Oliva, Niccolò Pacenza, Bernadette Molinaro, Maria Elena Tucci e Alessia Mandoliti, coordinati dalla nostra Lia Molinaro. E allora l'applauso del pubblico non solo per loro, anche per tutte e 23 le nostre ragazze che ovviamente in tema carnevalesco, come omaggio a questa meraviglioso periodo, vi salutano, ritornano dietro le quinte pronte a prepararsi per poter rientrare. Allora ragazze, potete accomodarvi nell'attesa insomma di poter riguadagnare il palco con l'applauso del nostro pubblico che vi omaggia ancora una volta. E allora in questa meravigliosa cornice, no? Avete iniziato quest'oggi, se non erro, è vero? Il carnevale è iniziato proprio quest'oggi, mi diceva anche il mio amico Gerardo, insomma con tante iniziative. Iniziamo appunto noi questa sera per poi avere tantissime serate e tantissimi momenti da dedicare a questo periodo in cui tutti si divertono un bel po'. E poi insomma io ho studiato anche un po' più precisamente le origini di questa manifestazione, che sono antichissime, 1635 addirittura la prima rappresentazione durante la farsa Organtino. Poi ne parleremo meglio con il mio amico Gerardo e anche il presidente della Proloco che fra pochissimo saliranno sul palco. E non solo, la prima manifestazione è stata successiva della Proloco, datata nel 1959, quando grazie all'intuizione del professor Vittorio Vigiano, fondatore dell'associazione, viene organizzata la prima edizione del Carnevale del Pollino e Festival internazionale del folklore. Poi negli anni ovviamente la Proloco ha sviluppato, ampliato, migliorato anche la manifestazione e è riconosciuto come il Carnevale della Calabria grazie all'imponenza dell'evento e alle sue ininterrotte 60 edizioni. Quest'anno siamo alla 66esima, se non erro. E poi un'altra bellissima sottolineatura che voglio fare, che nel 2017 è stato inserito dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo nell'elenco dei carnevali storicizzati italiani. Quindi grandissimi traguardi, grandissime iniziative che vanno sicuramente valorizzate, perché danno grande e bellissima attenzione non solo alla città di Castrovillari ma alla Calabria intera. Allora vi porto, oltre che questo ricordo storico, anche il saluto della nostra patron Patrizia Merigliani. Cari amici, è un piacere poter festeggiare con voi l'85esima edizione di Miss Italia, un traguardo che è stato possibile raggiungere grazie al vostro entusiasmo e alla vostra partecipazione. Nello show di Miss Italia siamo coinvolti tutti, le ragazze, le loro famiglie, tutti quelli che hanno fatto parte e continuano a far parte ancora oggi della nostra meravigliosa storia. Insomma, Miss Italia siamo noi. Se vi sentite Miss, visto che siamo veramente all'inizio, siamo un po' i precursori qui in Calabria di Miss Italia. Vi ricordo, insomma, chiunque ci stesse seguendo, adesso ne parleremo in maniera più precisa anche con un'amica che fra poco salirà sul palco. Vi ricordo di andare sul sito di Miss Italia, semplicissimo, www.missitalia.it, iscrivervi per la vostra regione di appartenenza, ovviamente in questo caso la regione Calabria. E allora, come tutte le volte, io sono fortunatissimo perché oltre ai nostri amici giurati qui alla mia sinistra e alla mia destra non sarò da solo perché c'è una signora, adesso appena detto signora poi mi richiamerà, mi tirerà subito le orecchie, preparatevi a tutto perché io già lo sono da anni. Questa sera meravigliosamente in rosso, Linda Suriano. Buonasera a tutti. Diciamo che tu non sei un signore, sei una S comunque.
Una S, puntini. Ah, ecco. Perché no. allora ti ringrazio per la signora. No, ma il signore è bello dirlo. Sì, ok, però Eh. anche meno, cioè nel senso va benissimo. Sì, Grazie. signorina, Abbiamo allora. iniziato bene, col Bene. botto mi sei mancato tanto, devo Anche tu. dire. Mi è mancato tanto tutto ciò, anche se diciamo che quest'anno non ci siamo mai alla fine mai riposati, cioè è stato un anno intenso perché poi siamo stati la regione, nonostante la Calabria è una regione piccola, ci ha regalato tantissime emozioni perché siamo riusciti a realizzare 33 serate in giro per tutta la Calabria, girando dei borghi bellissimi e dicevo appunto la prima regione con più serate insomma d'Italia, quindi abbiamo avuto da poco la riunione con la nostra patron, c'è stato questo grafico per cui io e Carmela eravamo orgogliosissimi di questo traguardo. Ma la cosa bella è che avete anche organizzato le finali. Sì, appunto dicevo, dopo l'elezione della nostra Miss Calabria ad Oriolo ad agosto abbiamo anche organizzato le prefinali in Calabria, quindi dopo tanti anni le prefinali nazionali di Miss Italia sono tornate in Calabria, in questo resort bellissimo che è a Corigliano Rossano. Abbiamo avuto 230 ragazze di tutta Italia con tutto lo staff di Miss Italia, quindi per noi è stato motivo di grande orgoglio averli con noi, speriamo insomma di poter portare successi ancora più grandi. Dopo di ciò siamo arrivati a Salsomaggiore, quindi col nostro gruppo fantastico, col nostro staff siamo stati a Salsomaggiore ad organizzare le finali che devo dire il fatto di poterci confrontare, insomma partire dalla Calabria, arrivare a Salsomaggiore e poterci confrontare con delle realtà tipo Rai, perché ovviamente gli autori e tutto quello che gira comunque vengono, tutto lo staff che gira è comunque di provenienza Rai, per noi è stato motivo di crescita ma anche quello di tanta soddisfazione. Significa che stiamo lavorando bene e diciamo che per noi è insolito iniziare proprio a febbraio, perché di solito le selezioni sono appunto d'estate, quindi noi iniziamo a giugno, però Miss Italia è tutto l'anno e io colgo l'occasione anche per ringraziare il direttore artistico Gerardo Bonifati, che ho conosciuto durante una premiazione ed è stato simpaticissimo perché lui mi fa, quando insomma abbiamo accordato questa selezione, mi fa: allora sei pronta? Noi eravamo appena tornati da Salsomaggiore, mi fa: allora sei pronta? E io lo guardo, non mi uscivano le parole, sì, sono pronta, iniziamo. Allora sei pronta? Perché Sono voglio pronta. vedere se ti ricordi precisamente cosa succede adesso. Perché Mi ricordo benissimo perché anche se sono una signora però uso i social. Allora intanto voi dal pubblico, soprattutto Sì. voi che siete Anche qui giurati. alla mia destra e alla mia sinistra, prendete i telefoni solo in questo momento, ovviamente dopodiché dovete stare attenti, prendete i telefoni, andate sulla nostra pagina Facebook Miss Italia Calabria, mettete il segui sulla pagina e condividete la diretta, perché noi stasera siamo in diretta sulla pagina Facebook, quindi dovete condividerla così che possano guardarla tutti e per di più ovunque e per di più dovete mettere nei commenti il numero della vostra Miss preferita, così noi stasera andremo anche ad eleggere la Miss più votata del web. Esattamente, poi ci sarà la nostra Denise che ci dirà chi ha vinto. Allora, adesso come dicevamo prima di iniziare... Aspetta, perché io, se Che hai devi notato fare? il mio abito sobrio, certo. ho messo anche stasera qualcosina Un così. colore Sì, vabbè, ma diciamo che bellissimo. poi intanto rosso di sera a bel tempo si spera. Rosso intanto. passione, rosso Ferrari. Rosso amore, siamo vicino a San Valentino. Sei tifoso della Ferrari, no? Sì, mi piacerebbe avere anche una Ferrari, Anche a non ti me, nascondo, però se continuiamo così penso che... No, ma arriva Hamilton l'anno prossimo. Ah, ok, bene, quindi lo aspettiamo con Sì. ansia e volevo ringraziare per avermi appunto vestita stasera Sofia Versa e la sua boutique Glam Room che si trova Grazie, via Roma. allora, Tra l'altro Sofia è stata una nostra miss. È quindi vero, vedi, oggi tutto torna. Imprenditrice, ma tutto torna. Allora, come dicevamo all'inizio, vogliamo insomma che ci sia anche un inizio dedicato a loro, perché sono i padroni di casa, no? Ci hanno invitato qui questa sera ed è giusto che vengano così a salutarci, ovvero il direttore artistico del Carnevale, ovvero Gerardo Bonifati, il presidente della Proloco Eugenio Iannelli. Se ci raggiungono con un bel applauso. E facciamo arrivare anche Nicolò col microfono, grazie Nicolò. Eccolo qua il presidente. Buonasera e grazie per averci invitato. Gerardo, venite pure qui al centro con noi, in maniera tale da fare ufficialmente, dare
questa apertura, no, del carnevale, che comunque già so che fervono i preparativi, è vero Presidente? Sì, no, innanzitutto volevo ringraziare voi personalmente e il patron che ha organizzato, che ha voluto che Miss Italia fosse qui questa sera. Voglio ringraziare tutto il pubblico presente in sala, sono orgoglioso di vedere tante persone che partecipano a questa manifestazione. E sì, abbiamo iniziato oggi pomeriggio con un concerto di musica medievale dedicata a Fra Daniele, stasera bellissimo incontro con Miss Italia. Quindi siamo felici di questa cosa e invitiamo tutti a partecipare a questo carnevale. Oggi è solo la prima giornata, poi magari il direttore artistico sciorinerà tutti i numeri tanti e tutte appuntamenti. le manifestazioni che abbiamo in questo carnevale, perché il nostro carnevale è un po' sui generis, nel senso che dura tanto, ci sono tante manifestazioni di carattere culturale, di carattere teatrale, di carattere sportivo, musicale, spettacolo come stasera che c'è la Miss Italia, quindi, e poi diamo senz'altro molto spazio a quelli che sono gli eventi carnascialeschi veri e propri, con le sfilate dei gruppi mascherati e dei carri allegorici. Quindi un invito a tutti, un ringraziamento per essere qua stasera, ma un invito a partecipare a tutte le altre manifestazioni che si terranno da qui al 13 febbraio, soprattutto alle due grandi sfilate che sono domenica 11 e martedì 13. Grazie Grazie a mille. lei Presidente, grazie infinite. Gerardo, noi ci ritroviamo, io insomma appena ho calcato questo palcoscenico mi sono venuti tanti ricordi, perché ho avuto il piacere, la fortuna e il privilegio anche di essere qui per tante altre manifestazioni a Castroville, una delle quali l'abbiamo fatta anche insieme in una veste un po' diversa. Una veste canora, e ci siamo anche molto divertiti. Però insomma torniamo al carnevale, torniamo anche a quello che è questo evento meraviglioso. Poi vedremo anche alcune immagini che riguardano anche Miss Italia. Ne vogliamo già parlare, Gerardo? Allora, innanzitutto buonasera a tutti, iniziamo con il botto, un ringraziamento a Linda, meravigliosa, non solo di aspetto ma anche nel suo interiore, persona veramente speciale. Grazie. E Carmelo, che ci hanno dato questa opportunità. Andrea, abbiamo condiviso un momento artistico insieme, lui è molto più bravo di me, canta benissimo. Poi un ringraziamento al pubblico, già oggi numerosissimo nel momento culturale del concerto dedicato a Fra Daniele da Castrovillere, che ha vissuto proprio in questo luogo nel 1600. Ed ancora questa sera iniziamo con un momento molto significativo a cui noi crediamo molto, per un discorso anche di inserimento in circuiti che sono diversi da quelli carnascialeschi. Prima data del Miss Italia in Italia, primo appuntamento, e ci è venuta questa genialità insieme a Linda, a Carmelo, proprio dice proviamo a fare questo tipo di esperienza, iniziamo il carnevale, iniziamo la prima data, ed è stata anche accolta dalla signora Merigliani in maniera meravigliosa. Ringraziamo loro anche per lo spostamento della data che c'è stato, loro sono stati molto collaborativi insieme alla Miss Italia che qui ci accompagna questa sera. Quindi iniziare un momento anche che serva alla comunicazione, che serva così a entrare in un circuito e dire quello che sono le peculiarità di questa nostra manifestazione, che è iniziata già ieri sera con una festa in un locale, che oggi con questi due appuntamenti, 3 giorni dedicati alla danza, lunedì, martedì e mercoledì, per poi arrivare al giovedì grasso dedicato all'incoronazione di Re Carnevale, a quello che sarà lo sproloquio di Organtino, ed ancora i concorsi dedicati alle serenate tradizionali nel centro storico della nostra città, una delle parti del centro storico della nostra città. Un momento molto atteso, perché il carnevale di Castrovillere è un carnevale di maschere, di tradizioni, e ci agganciamo alla data che dicevi proprio tu, del 1635, che è la data dove si è tenuta la prima farsa carnascialesca dedicata all'Organtino a Castrovillere, e che va a segnare quello che è la data storica del nostro carnevale, 1635, quindi una data straordinaria
che testimonia l'antichità, la storia di questo carnevale, che poi si costituisce in manifestazione regolarmente organizzata da 66 anni. E ancora venerdì e sabato dedicato al Palatenda, Pala, che si chiama proprio Pala Organtino, e cover. Quest'anno abbiamo il Festival delle Cover, con la cover dedicata ai Queen, a Massimo Ranieri, alla storia della RAI e anche a tante altre manifestazioni. Serata di sabato dedicata al White per i ragazzi e per i giovani, con uno spazio dedicato a Calabria Sona, quindi musica etnica. Poi arriviamo al giorno importante che è la domenica, Carnevale dei Bambini, con un concerto per i bambini. Pomeriggio le tradizionali sfilate con 1500 figuranti, quindi sarà 1,5 chilometri Ragazzi, straordinario. una cosa incredibile. Feste serali al Palatenda ancora. Gran Mi festival trasferisco a Castrovillari per 10 giorni, io sono già qua. magari Ma anche di più, così Anche quest'estate ci riposiamo, dico, puoi rimanere qua, vero, magari è vero. gli spostiamo la residenza. residenza, sì, Ma non è possiamo- finita, perché abbiamo Gran Gala del Folklore lunedì sera con i gruppi stranieri che arricchiranno la nostra manifestazione, finale di martedì, falò di Re Carnevale, e mercoledì siete ovviamente tu e Carmelo e il vostro staff invitati alla riunione di consuntivo per poi organizzare la 67esima edizione, Bene. Perché dove bisogna siete già prepararsi tutti in invitati. anticipo, bisogna prepararsi. Senti Gerardo, allora dicevamo anche questa cosa importante, no? Questo connubio di Miss Italia non è un connubio tra virgolette nato per caso, perché? Allora, nasce perché c'è già una tradizione nella nostra manifestazione, dove nel 1968 presentò il nostro carnevale Graziella Chiapparoni, che è una Sì, la Miss Italia Miss di Italia di quell'anno. Ecco, vediamo alcune immagini. Esattamente, quindi Miss Italia di quell'anno, che presentò poi il carnevale. Poi c'è stato un incontro bellissimo a Salso Maggiore Terme Vedi, c'è anche del gruppo. Scusami, ho visto passare Fabrizio Frizzi, un applauso a Fabrizio Frizzi. Non solo Fabrizio Frizzi, ma anche Enzo Mirigliani. Abbiamo condiviso col gruppo folclorico della nostra Proloquio, invitati dalla regione, proprio al Salso Maggiore, un momento di Miss Italia del Mondo. È stata un'esperienza bellissima, indimenticabile, dove l'abito di Pacchiana ha fatto anche da padrona in quel momento così particolare. Non diciamo niente, ma ci sarà una sorpresa. Ah, bene così. E quindi questo legame anche con la Miss Italia, che ha presentato nel 1968 il Carnevale di Castrovillari, e poi questo incontro casuale. Abbiamo ricevuto un premio, io e Linda, all'Università di Cosenza, grazie alla signora Sisca, che ci ha così omaggiato di un riconoscimento a quello che erano le nostre peculiarità nel lavoro nell'arte, dello spettacolo, e quindi è nata questa idea straordinaria. Bene, allora io posso semplicemente dire grazie, vi faccio nuovamente accomodare i vostri posti, ci ritroveremo poi alla fine per quello che sarà la ragazza che vincerà questa selezione. Grazie infinite. Grazie. Allora, possiamo qui, poi al limite lo recupereremo. Ora è arrivato Eccoci. il momento perché ne abbiamo parlato, però sì. di vedere chi stasera è arrivata Eh. per fasciare la nostra prima Miss. E credo che sia anche un'esclusiva assoluta, perché non è stata da nessun'altra parte. No, è essendo proprio la prima. sua primissima uscita da Miss in una selezione. Però prima io direi di vedere quando è stata eletta. Allora, certo. vediamo un po'. Miss Italia 2023 è e resterà Francesca Bergesio. A Castrovillari, Miss Italia 2023, Francesca Francesca Bergesio. Bergesio. Eccola lì, eccola qui. È sempre un'emozione. Poi, come dicevamo, facciamo arrivare il microfono. Sì, grazie, eccoci qua. Come dicevamo dietro le quinte con Francesca, che ormai diciamo è calabrese adottata, perché Esatto. ci sei stata altre volte, però per noi è stato un piacere, è nato un rapporto d'amicizia. Diciamo che io ho vissuto un po' con Francesca il dietro le quinte della finale,
quindi anche un suo momento così, un po' di sconforto, per cui L'avevi già rivisto un po' di volte queste immagini? Sì, ma è come se lo vedessi sempre per la prima volta, l'emozione è sempre quella. tanta. Ecco, diciamo, quindi tantissimo. c'è già un affetto con Francesca e per noi è un piacere iniziare questa stagione proprio con te. Quindi Ti sei tu a presento il tagliare pubblico di nastro. Castrovilleri. Questi Buonasera a amici- tutti, grazie. Io ci tengo a ringraziare tantissimo Linda e Carmelo per l'invito, è sempre un piacere venire qui in Calabria, c'è sempre un'accoglienza fantastica e poi sì, Linda è stata un po' la mia salvatrice durante quella serata perché... È vero che volevi scappare via tu, non volevi... Sì, a un certo punto è entrata un po' in gioco l'ansia e quindi volevo andarmene letteralmente, poi lei mi ha aiutata e quindi le devo anche un po' la mia vittoria. Vabbè, io ti ringrazio, però insomma facciamo capire, perché poi purtroppo c'è da dire che lei oggi ha parlato anche con le ragazze, per quanto è un gioco, io dico sempre dovrebbe essere una sana competizione, purtroppo subentra anche un po' di cattiveria, quindi il problema è stato che queste ragazze che fino a poco prima erano delle amiche, a un certo punto quando lei si è trovata nelle tre, quindi nel podio, hanno iniziato a sparlarle, a dirle di tutti i colori, per cui lei è entrata un attimo in crisi perché comunque rimani male e a un certo punto dice no vabbè io me ne vado, dico ferma un attimo. Mi ha obbligata a restare. Ho a detto salire non vai sul palco. assolutamente da nessuna parte, loro non sono tue amiche, dico l'esperienza è tua perché poi si fanno Senti tanti come la sacrifici. Suriano subito entra in... Sì, ma perché si fanno tanti È sacrifici. vero, Francesca è è vero. oggettivamente una bella ragazza, quindi al di là di chi è il papà non è una sua colpa, ma lei ha fatto la sua esperienza e ha vinto perché lo merita e credo Certo, che tutti siamo assolutamente. contenti e convinti di questo. Assolutamente sì. Senti, allora, hai cominciato un po'... Allora, sei diventata quasi cittadina onoraria della Calabria, ti abbiamo già adottato. Assolutamente, Hai già io ormai iniziato... vivo qua, la mia ormai seconda vivi- casa. Hai cominciato a fare già, non lo so, la pasta, qua si usava molto la pasta... No, impariamo il dialetto, stiamo sì, ma la pasta stiamo in casa, imparando. queste cose qui ancora no. Ancora non ci siamo No. arrivati. Bene, hai Pian mangiato pianino però. ci arriveremo, mangio sempre tantissimo qua, tutto molto buono. Bene, perfetto. Allora, tu sarai anche la nostra presidente di giuria Non questa vedo sera. l'ora. Quindi la facciamo accomodare, dov'è la sua postazione? È di là. Oh, allora la facciamo accomodare da quella parte. Grazie Francesca, poi faremo due chiacchiere ulteriormente con lei. E allora, io mi giro da questa parte, vedo un bel parterre di giurati, così come dall'altra. Sì, allora direi di presentarli. sì, siccome abbiamo presentato Francesca, continuo con un'altra miss, poi ovviamente avremo modo di parlare anche con lei, che è Zarima Struzzo, Miss Calabria Più, che è stata un'altra nostra rappresentante Vero. quest'anno. Alzati Zari. Ce la fai alzarti? Opla. Ah, sì. ha Ok, voglia. Zari, ecco, grazie. Poi abbiamo Salvatore Garbato, che è un nostro amico, oltre ad essere ovviamente il visagista delle dive, quindi grazie anche a te per essere venuto. Valentina Zinno, giornalista. E poi abbiamo Alessandro Di Diego, che è un imprenditore. Buonasera e benvenuti. E io vado di qua a salutare il nostro caro amico che rivedo piacevolmente dopo quest'estate, Giuseppe Pirillo, che per Framesi, il nostro sponsor nazionale, che ci segue. Poi abbiamo anche un altro amico, consigliere del CDA Proloco di Castrovilleri, Pippo Campolongo. Buonasera, benvenuto. L'ufficio stampa del Carnevale, una cara amica anche lei, Anna Rita Cardamone, buonasera e ben trovata. Così come lo è anche il presidente della commissione regionale per uguaglianza di diritti e pari opportunità uomo-donna, nonché anche è anche impegnata in politica, insomma è una donna incredibile, Anna De Gaio, buonasera. E poi abbiamo per Miluna l'arte del gioiello qui a Castrovillari, Vincenzo Loccisano, buonasera, poi ci darà anche modo di portare alla vincitrice quello che sarà il gioiello di Miluna. Io direi che è arrivato il momento, quello proprio clou, perché ora dobbiamo entrare nel vivo della selezione, iniziare ovviamente a far vedere le nostre ragazze e a ovviamente conoscerle un po' meglio. Esatto. Quindi iniziamo dalla prima. Esatto, dalla numero 1, allora sono 23 ragazze, in bocca al lupo a tutte loro. Iniziamo dalla numero 1, 26 anni, lei si chiama Gida Gentile. Lei vorrebbe mettersi in gioco e fare nuove esperienze e da questo concorso si aspetta divertimento, amicizia e avventure.
Ricordo alla giuria e al nostro pubblico che questa prima sfilata in abito elegante non vanno espressi voti al momento, però potrete segnare o siglare la vostra scheda in maniera tale da avere un appunto, per poi invece consolidare il voto nella seconda uscita, quella ufficiale, con il costume istituzionale. Linda. Numero 2, Francesca Desiree Romano, 18 anni, viene da Corigliano Rossano. Partecipa a Miss Italia per un arricchimento personale e culturale. Dal concorso si aspetta che l'aiuti a crescere e a credere più in se stessa. La numero 3, Diana Mantovani, lei viene da Borgia, provincia di Catanzaro. Lei le piace moltissimo mettersi in gioco e dal concorso, insomma, si aspetta anche poco, nel senso che non ha grandi aspettative in generale, però vive tutte le sue esperienze con grande felicità. Numero 4, Rebecca Riso, 17 anni, viene da San Costantino Calabro, partecipa a Miss Italia perché da piccola ha sempre amato mettersi in posa e far finta di sfilare. Voglio realizzare questo mio grande sogno, dice. Dal concorso si aspetta che possa aiutarla ad affrontare le prove della vita e che possa darle più sicurezza. Numero 5, Ciceria Zinnaro, lei ha 17 anni, arriva da Cosenza e vuole cimentarsi nel mondo dello spettacolo. Si aspetta da Miss Italia che possa aiutarla a credere maggiormente in se stessa. Francesca Salimbeni è la numero 6, 27 anni, viene da Cosenza. Partecipa a Miss Italia perché ama mettersi in gioco e fare nuove esperienze di crescita. Dal concorso si aspetta, anzi spera, che questo concorso l'aiuti a diventare sicura di se stessa. La numero 7, Gaia Fortino, 17 anni, arriva da Rende. Lei vorrebbe conoscere meglio se stessa ed è per questo che partecipa a Miss Italia e soprattutto si aspetta molto che questo concorso l'aiuti a crescere. Michela Martelli, numero 8, 19 anni, viene da Reggio Calabria. Partecipo a Miss Italia per vivere una nuova esperienza, mettendomi in gioco e migliorare la mia autostima, aggiungendo al puzzle della mia vita un pezzo colorato e bello. Da questo concorso si aspetta di divertirsi e conoscere tante ragazze e far vedere loro chi è e vorrebbe uscire da qui con una maggiore consapevolezza di se stessa. Numero 9, Caterina De Santo, a 19 anni, arriva da Papa Sidero, provincia di Cosenza. Partecipa a Miss Italia perché vuole mettersi in gioco e superare la sua timidezza e i suoi limiti e soprattutto si aspetta di acquisire maggiore sicurezza e fiducia anche nelle sue capacità. Numero 10, Chiara Dattilo, 22 anni, viene da Cutro. Miss Italia è sempre stato un sogno che avevo da bambina. Da questo concorso si aspetta di acquisire più sicurezza in se stessa. Con il numero 11, Benedetta Dello Russo, 19 anni, arriva da Polistena, provincia di Reggio Calabria. Crede che questo concorso possa dargli la possibilità di riscattarsi e soprattutto si aspetta che possa aiutarla a far uscire il meglio di sé.
Sara Grandi è la numero 12, 17 anni, viene da Castrovillari. Partecipa a Miss Italia perché frequenta la scuola superiore di moda e avendo già sfilato ho voluto ampliare il mio percorso formativo. Da questo concorso si aspetta una crescita morale. Numero 13, Martina Leo, 18 anni, da Reggio Calabria. Lei crede che questo concorso sia una buonissima opportunità per crescere e ha concepito questa idea insieme alle nonne fin da piccola e si aspetta di farsi conoscere e anche di conoscere altre persone. Numero 14, Angela Maria Tedeschi, 19 anni, viene da Paola. Partecipa a Miss Italia perché le piacciono le sfide raggiungendo ogni suo limite. Da questo concorso si aspetta, lei dice, già essere qui mi rende molto orgogliosa, non sogno in grande ma di arrivare a più soddisfazioni possibili. La numero 15 con i suoi 19 anni è Miriam Mancini da Reggio Calabria. Potrebbe darle delle grandi soddisfazioni, delle grandi opportunità a Miss Italia, ecco perché partecipa e soprattutto anche il suo sogno. E cosa si aspetta? Beh, che le dia grandi opportunità. Numero 16, Carol Pia Bellusci, 18 anni, viene da Castrovillari. Partecipa a Miss Italia per fare un'esperienza e perché vorrebbe ampliare le sue conoscenze nel settore della moda. Cosa si aspetta da questo concorso? Spero mi dia più autostima. Numero 17, 24 anni, da Isola Caporizzuto, arriva Sonia Mirielli. Lei vorrebbe scoprire, insomma, questa esperienza, con questa esperienza soprattutto per rendersi più sicura di sé e si aspetta una grande crescita che le dia la possibilità di conoscere altre persone. Gaia Fiore è la numero 18 e ha 18 anni, viene da Castrovillari e partecipa al Miss Italia perché le piace mettersi in gioco e fare nuove esperienze. Da questo concorso si aspetta di fare un'esperienza di crescita personale e un'apertura verso buone opportunità. La numero 19 arriva da Cosenza, ha 21 anni e si chiama Elisa D'Andrea. Lei vorrebbe mettersi alla prova e vivere un'esperienza ed è anche questo quello che si aspetta da Miss Italia. Numero 20, Anna Pichini, ha 17 anni e viene da Fuscaldo. Partecipa a Miss Italia e lei dice perché è il mio sogno da quando sono bambina, soprattutto perché mia mamma è stata una di noi. In più vorrei portare a conoscenza la dislessia, disturbo del quale soffro. Da questo concorso si aspetta una crescita interiore ma soprattutto una maggiore autostima. Numero 21, Maria Abbondanza, 19 anni, arriva da Paola, vuole mettersi alla prova e ricredere in se stessa e sapere di potercela fare e si aspetta di riuscire a ritrovarsi, di pensare in qualche modo che questa esperienza la possa far crescere. Elena Cucunato, numero 22, ha 20 anni e viene da Trebisacce. Partecipa a Miss Italia per affrontare la sua timidezza e la paura di parlare al pubblico. Da questo concorso si aspetta di fare amicizie nuove, essere se stessa e divertirsi.
Arriviamo alla ultima concorrente in gara, la numero 23, Ginevra Pia Grande, 18 anni, arriva da Crotone, partecipa a Miss Italia perché da sempre con la sua mamma sono appassionata insomma di concorsi di bellezza e proprio la mamma l'ha spinta a iscriversi. Eccole qui le nostre 23 ragazze che questa sera concorreranno al titolo di Miss Carnevale di Castrovillari. Poi ricordiamo una cosa importante, cara Linda, perché la vincitrice sarà ovviamente la madrina del Carnevale, quindi sarà effettivamente ospite di tutte le manifestazioni che la vedranno anche portatrice sana di questa meravigliosa manifestazione. Allora a questo punto possiamo lanciare il nostro primo... Di una lunga serie. Di una lunga serie, però questo è il primo dell'anno. Sì, il primo dell'anno. Ok, il primo dell'anno, quindi lo facciamo al nostro 3, allora facciamo 3, 2, 1, il nostro primo Serpentone. E le nostre 23 ragazze si andranno a preparare per ritornare poi in costumi istituzionali. Si deve Sì. andare anche a preparare la nostra Miss Italia per Ah, una è sorpresa, vero. quindi la facciamo accomodare anche lei dietro È le vero? quinte. Sì, E nel frattempo noi Eh. possiamo ovviamente far venire vicino a noi la sì. monellina. Lei insomma Ecco, quella che ci fa sempre arrabbiare. adesso quindi- l'ho vista anche a Ciao Darwin ultimamente, insomma Sì, e lei è sempre in È giro, sempre in quindi giro. l'accogliamo con un grande applauso. Zari Mastruzzo, Miss Dai, Calabria vieni, più. vieni. Con questa capigliatura molto afro, che tanto ci piace, ci piace. Come stai, Zarina? Buonasera a tutti, tutto a posto, grazie. Bene, Sono allora- molto emozionata a fare per la prima volta la giurata. C'è Troppo sempre, bello. c'è sempre una prima volta per tutto. Poi voglio dire, lei diciamo sempre, lei quante volte che è venuta su a fare Miss Italia? Allora, oggi diceva che dopo tre anni, insomma, ce l'ha fatta. Dopo 3 anni. Ma Dopo 3 perché anni. poi ci sono state, lei ha partecipato, poi è arrivata alle prefinali nazionali, poi c'è stato... Lei per mi pare 2 volte sei arrivata tu alle 2 volte. prefinali nazionali. L'anno scorso e quest'anno. No, allora, il primo anno no. Poi c'è Quindi stata una ha fa- deroga per No, quanto riguarda- quest'anno sì, sei arrivata in finale, quindi ci hai rappresentato insieme a Carlotta Caputo Miss Calabria alle finali, quindi raccontaci un po' di questa esperienza. Allora è stata un'esperienza molto formativa perché mi ha fatto crescere, maturare. No, crescere non di altezza, basta avanti. Ti ha fatto venire i capelli ricci È pure. vero, Sì, avete visto che è belli? vero. Prima me la ricordavo liscia, invece adesso è tutta... Con la coda sempre. Ah. Oggi ho voluto cambiare un poco. Quindi diciamo Sì, ha cambiamenti. preso invidia da Salvatore Garbato, infatti li abbiamo seduti anche vicini, vedi, tutte e due ricci. Siete sorelle, dai, non di sangue, ma siete sorelle e fratello. E quindi? È stata un'esperienza bellissima. Quando mi hanno fasciato non me l'aspettavo sinceramente, infatti non pensavo manco di essere tra le 3 classificate. Quando hanno chiamato il mio nome, Fuochi Wow. d'artificio. Fuochi d'artificio. Senti, ma quant'è che l'altra sera sei stata a Ciao Darwin, com'è andata anche fatto que- discoteca, Trattorie contro Stellati. Che Dovevo hai fatto? fare Aspetta, cornuta, però poi mi hanno Che cambiato. hai fatto la cornuta? No, dovevo fare la cornuta, però poi non me l'hanno fatta fare. No, ma perché c'è da dire che lei, nonostante sia una bella ragazza, purtroppo ha subito dei Ho tradimenti. subito le corna anche io. Quindi quando è stata davanti, quando ha fatto il suo provino, Ciao questo è Darwin. vero, a Ciao Darwin ha raccontato le sue disgrazie Ecco. amorose. E l'hanno presa subito. E hanno detto tu vai bene per il gruppo dei cornuti, o cornuti, sbaglio? sì. Sì, Ecco. vabbè, ci sono insomma e poi una trasmissione di successo, mi sembra che non so quante edizioni abbiano fatto, 9, 10, 11, adesso non me lo ricordo bene, quindi ci sono personaggi anche molto simpatici, anche colorati, pittoreschi delle volte. Io lo vedrei proprio tuo come programma, poi ti Ecco. dico anche il gruppo più tardi, Ecco, quale sì. ti
Va vedrei bene, bene. poi me lo segno. Sì. Allora, senti, ma hai già visto che è la prima volta che fai la giurata, hai già visto qualche ragazza che ti interessa? Non lo dire ovviamente il numero, ma c'è Sì, qualche ragazza che... Sì, però le voglio sentire parlare, Ah, perché ecco, non vedi. mi baso sull'estetica. È una io. cosa importante, lo ricordiamo anche al Lei è una pubblico. ragazza profonda, capito? Quindi Hai non si capito? basa No, sull'estetica, ma vuole In questa no, è giusto. generazione ormai siamo tutte belle. Brava. Dobbiamo vedere se siamo belle dentro, però. È vero, Bravo. anche questo è vero. Poi ricordiamo che anche questa cosa che è importante, perché anche i nostri giurati nella prossima uscita poi ci saranno faremo una divisione delle 23 ragazze in 3 gruppi, 8, 8 e 7, poi avranno 30 secondi a testa appunto per esprimere una loro passione oppure per sentirle parlare. Brava Zari, grazie. Grazie. A te, ti faccio riaccomodare. Grazie Zari, se nel frattempo Francesca ancora non è pronta, io Sì. volevo andare, visto che sono ovviamente sulla mia destra, abbiamo sentito parlare Zari, andiamo da Valentina Zinno, che lei è un'altra fedelissima di Miss Italia Calabria, non è la prima volta che è in giuria. Ecco, volevo chiederti, vabbè, tu sei giornalista, ma dal tuo punto di vista, ecco, che cosa al di là, ecco, di poi le sentirete, cioè le sentirei parlare o comunque qualcuno avrà anche modo di esibirsi, che cosa noti in una ragazza, che cosa ti fa dare il punteggio più alto? Allora, buonasera a tutti, sì, ormai sono una veterana, qui mi sento molto a casa. Allora, io devo dire la verità, sono tanti anni che seguo Miss Italia ed è cambiato tantissimo, soprattutto per la partecipazione delle ragazze. Le ragazze sono molto più coraggiose, fanno più squadra stranamente, quindi all'inizio è normale che sia un gioco per tutti, poi quando si arriva al dunque la competizione un po' sale, ma è giusto che sia così perché anche questo è una formazione personale. Certo, la cosa bella è proprio quella che dicevi tu, di presentarsi, di far conoscere loro stesse e quindi di affrontare anche una sfida personale. Oggi ti ascoltavo durante le prove e le ragazze erano tutte un po' impaurite, no? Perché che devo fare? Devo ballare, devo cantare, devo recitare. E lei è un sergente de ferro. Lei bacchettava, però devo dire la verità, e bacchettava dando dei consigli positivi, no? Quindi facendo uscire in loro quello che realmente sono, perché poi questo è, togliamo questi, sfatiamo un po' i miti, no? Di andare avanti solo con la bellezza estetica, ma soprattutto con la bellezza interiore, che poi è quello che conta, no? Il saper fare, avere tanti obiettivi nella vita e raggiungerli attraverso i sacrifici. E questa è una cosa importante. Allora, Linda, io vado da quest'altra parte invece. Volevo parlare con Anna Rita perché insomma noi ci conosciamo da un po', lei è giornalista, bravissima. Ci conosciamo da tempo. Buonasera a tutti. Se non erro, insomma, se non erro, forse questa è una delle tue prime esperienze da giurata di Miss Italia o hai fatto anche altre occasioni? Allora, Miss Italia no, è la prima volta. Devo dire che è una bella manifestazione perché l'ho già seguita a Mormanno, l'ho seguita anche a Marina di Sibari, devo dire che siete molto bravi e in più voglio dire delle ragazze che adesso abbiamo ascoltato le loro motivazioni e devo dire che sono state motivazioni molto importanti. Adesso ascolteremo anche in quello che loro diranno e poi vedremo. Non sarà facile. Non sarà facile, assolutamente, perché già dalle motivazioni ho detto queste sono molto preparate, quindi adesso le vedremo poi un po'. all'opera. Anche Innanzitutto perché... io volevo dire benvenuti al nostro carnevale. Grazie. Bellezza che si sposa con la bellezza del nostro carnevale, che è un carnevale di maschere, e voglio dire una cosa assolutamente importante, che nelle case e poi nelle scuole hanno messo su dei veri e propri laboratori per creare poi questi vestiti che sfileranno domenica 11 e poi il martedì 13. Ci saremo, grazie mille. Allora, volevo ricordare un'altra cosetta, non so se è già pronta la nostra miss. No, io dico, tu sei vestito tutto l'anno, quindi a carnevale non hai problemi. Che? Dico, non ti scervelli sulla maschera, no? Sei vestito tutto l'anno. Io ce l'ho la maschera mia tutto l'anno, che effettivamente appunto, dico, no, parlavano perché di poi laboratori di cambiarla? maschere, tu non hai Questa mi problemi. hanno dato e questa mi tocca. Questo ti tieni. E questa mi tengo. No, volevo dire una cosa importante, che comunque abbiamo anche introdotto il luogo di provenienza quest'anno, no? Nella nostra
nel nostro annunciare le ragazze, anche per far notare che effettivamente le ragazze arrivano da tutte le parti della nostra regione, dal nord, dal sud, dal centro, insomma da tutte le parti precisamente, e quindi insomma è anche bello che si possa condividere con loro questo momento. No, io mi distraggo perché mi fanno segnali di fumo per dirmi che Francesca è pronta, non ho capito, è pronta? È pronta? Sì, è pronta. Allora aspetta, perché arriva la sorpresa per il nostro Gerardo, ma non solo, anche per il presidente della Proloco, per tutta Castrovillari, perché la nostra Miss Italia... Sì, però aspetta un attimo. Che devo fare? Ti ho detto che è pronta ma non prontissima. Aspetta. Ok, infatti sto tergiversando un po'. Sì, tu, vabbè, intanto io volevo andare da Salvatore Garbato perché poi Salvatore ha avuto modo di, a parte seguirci l'anno scorso perché tu sei un altro nostro amico, sei un grande Buonasera artista, a tutti. Buonasera a tutti. Da quest'anno sei anche truccatore personale di Francesca Bergesio, Miss Italia, e da stasera Onoratissimo. abbiamo ovviamente fatto venuto- l'accordo anche, scusa, È venuto munito, stavo guardando no, questo. io Nella città del carnevale non potevo mancare con l'accessorio protagonista, la maschera. È vero. no, tu mi hai interrotto, Che tra stavo l'altro dicendo che noi ci conosciamo da tanto, quindi non diciamo quanti no, anni, non ma lo diciamo, però insomma è sempre un piacere e un onore averti qui con noi. onoratissimo sono io in questa prima tappa alla scoperta di Castrovillari e alle tradizioni popolari carnascialesche, e appunto devo spezzare una lancia perché i canoni di Miss Italia non sono soltanto fisici, statuari, curve, un po' di burrosità, qualche chilo in più ci sta, l'essenziale che c'è la bellezza, che i canoni sono il sorriso, la bellezza e il talento, questo è importante per Miss Italia. Sì, sicuramente un po' il concetto di bellezza ma anche di concorso che ultimamente Patrizia chiama definirlo un confronto tra ragazze, sicuramente è cambiato. Si parla di bellezze però oggettive, devono essere sicuramente delle ragazze armoniose e piacevoli, ma avere delle teste pensanti, che poi penso che comunque sia alla base. Ormai nel 2024, con tutti i tipi di informazioni che abbiamo, devono essere comunque ragazze aggiornate e attuali. E sono contento che la Calabria sia stata la regione che ha iniziato a fare questo. Complimenti, Grazie. Grazie. Allora è pronta. Quindi ci siamo, la sorpresa è pronta. Ormai insomma l'avrete anche un po' capita, compresa, però insomma vuoi annunciarla tu la sorpresa? Sì, per voi stasera nel vostro vestito d'eccellenza che vi rappresenta abbiamo in carne ed ossa Miss Italia 2023 Francesca Bergesio. Eccola qui con il costume tradizionale. Allora, già eri una meraviglia prima, adesso ancora di più. Ah, vedi, questo è proprio il vestito originale. Certo, questi sono fatti a mano, vero? Sono fatti a mano, non è assolutamente semplice neanche trovarne qualcuno. Allora, ti racconto una cosa. Quando io partecipai a Miss Italia nel 2006, Ti sei vestita così? sì, perché però andai a Saracena, credo che Saracena Scusami, sia 200 anni questo vestito? andai a Saracena a casa di una signora che mi diede un vestito che poi è molto simile, credo, a questo, perché più o meno è molto simile, e lo indossai a Salso Maggiore, quindi vedi, tutto torna. Allora, come ti senti innanzitutto? C'è un vestito di Benissimo, 200 anni io addosso. sono molto onorata di indossarlo questa sera qui con voi in questa fantastica città, e quindi grazie che mi avete dato questa opportunità. Senti, ma allora, prima dicevamo che sei d'adozione, a questo punto facciamo già i documenti, perché qua fra un po', insomma, fra vestiti ufficiali e caratteristici, proprio con lei che è sempre qui, a questo punto direi che possiamo già fare Sì, ora prepariamo i documenti. Allora, grazie Francesca Bergesio. Grazie. Bellissimo, Io bellissimo. ti saluto pure, vado un attimo Dove dietro, vai? sì, devo andare un attimo dietro, ci vediamo tra poco. Va bene, mi saluta anche lei, E va bene, allora io vado a ringraziare invece
coloro che sono i nostri partner nazionali, iniziando dai gioielli Miluna, che sono i tesori di famiglia da tramandare, perché gioielli di valore con un design classico e senza tempo, sono regali perfetti che fanno felice chi li regala e chi li riceve, e Miluna corona sentimenti di affetto e di bellezza, come quello appunto di diventare Miss Italia. Givova, le meravigliose ragazze del concorso indosseranno abbigliamento sportivo ricercato e di tendenza, dato tutte le donne che vogliono sentirsi belle e in forma. Con Givova appunto lo sport incontra la bellezza. E poi abbiamo Framesi, che è la multinazionale italiana che da più di 75 anni si dedica alla ricerca e allo sviluppo di prodotti professionali per la bellezza e il benessere dei capelli, ma anche a collezioni di moda che portano la bellezza made in Italy in giro per il mondo. E poi volevo ringraziare e salutare appunto per essere state qui, e dopo lo faremo anche da vicino, oltre al nostro amico Giuseppe, anche Sony e Sandra Grillo che arrivano da Mirto, sempre per Framesi. Poi abbiamo Serena Luci da Roseto e Agostino Marasco da Rende. Gli facciamo un grande applauso perché hanno curato il parrucco di tutte le 23 le nostre ragazze, oltre che anche di Linda. E poi volevo salutare anche, per chi invece ha curato il trucco, Daniela Nigro, che anche lei ha dato una grandissima mano in questo senso. Anche per lei un applauso. Abbiamo il piacere di avere qui con noi Desiree Malizia. Dov'è? Sola e gli altri ballano, mi piace farmi male e ricordare la felicità cos'è. Sola anche prima di dormire, lo vedi fuori piove, no, non migliora neanche quando ci sei tu. Non cerco di più, è meglio se tu ora vai, capirai che non ci sei stato mai. Io vorrei dare a te quello spazio che ti serve ma non c'è in questo blues, questo è il mio blues. Sola e gli altri ballano, è così che andrà a finire. Succede solo a quelli come me, non cerco di più, è meglio se tu ora vai, capirai che non ci sei stato mai. Io vorrei dare a te quello spazio che ti serve ma non c'è in questo blues, questo è il mio blues, yeah. E non importa se morirò di solitudine, ora vai, capirai che non ci sei stato mai. Io vorrei dare a te quello spazio che ti serve ma non c'è. Ti odierai, piangerò, da stasera resterò sola. In questo blues. Grazie. Desiree Malizia, ciao. Ciao, buonasera. Buonasera a te. Allora, io poi non l'ho detto anche perché abbiamo visto sullo schermo, insomma, lei ha preso parte al programma della Rai The Voice Kids, facendosi anche notare da subito. La Bertè, se non erro, ti ha dato Sì. subito il pass. Che esperienza è stata? Come ti sei? Allora, è stata un'esperienza formativa perché comunque 14 anni, attenzione, vai, formativa? Poi perché comunque ho conosciuto tantissime persone al di là di quello che è stato il risultato, che comunque
è stato un risultato ottimo, cioè io non mi sarei mai immaginata né di prendere il Super Pass né di arrivare in finalissima. Ecco. Però al di là del risultato è stata un'esperienza che mi ha lasciato veramente tanti amici, tante nuove esperienze e soprattutto mi ha fatto crescere sia umanamente che formalmente. 14 anni, giusto? Beh, se questi sono i preludi va benissimo. Posso fare dei ringraziamenti? Certo, come no. Allora io volevo... Tanto aspetta che io faccio arrivare un premietto, un qualcosa per te, un omaggio per te, tu fai i ringraziamenti, poi lo... Allora, io Grazie. volevo ringraziare innanzitutto il direttore e la direttrice della mia scuola di musica, l'associazione musicale Cantica che mi accompagnano sempre in ogni mia scelta, poi la mia maestra vocal coach Francesco Lia che mi asseconda sempre in ogni mia scelta, e i miei genitori Che sono Nico importantissimi e Giusy, loro. che mi accompagnano sempre nelle mie decisioni e nelle mie scelte di Come è giusto che sia. Allora, la 66... guarda un po', no, abbiamo scoperto cosa c'era dentro, abbiamo scoperto cosa c'era. Ci sono delle caramelle che adesso raccolgo anch'io, insieme a te, dai, facciamo proprio questa cosa così, vai, mettiamoli dentro, su, di nuovo. Io volevo far vedere la scatola poi alla fine, perché anche quella è bella. Ecco, ci siamo riusciti, questa me la posso mangiarla, perfetto, conservo io, ok. Approfitto. Allora, Grazie questa mille. è la liquirizia Marelli, come la scatola meravigliosa per la 66esima edizione del Carnevale. Grazie Ti ringraziamo mille. per esserci stata. Ancora un a voi applauso, per avermi grazie a invitato. te. Arrivederci. Dov'è la mia signora in rosso che me la sono persa? Ah no, c'era. Dicevo, non ti posso lasciare un attimo perché fai danni. No, ma era tutto previsto, Sì. anche quello, per far vedere l'interno. Bene. Cioè, poi guarda, ci ho guadagnato anche la caramello e vedi, la vuoi? La No, vuoi? grazie, Vedi, non mangio io. posso perché poi devo fare le foto. Allora, diciamo che Sì. facciamo accomodare intanto il no. presidente di giuria e il segretario perché hanno Sì. con loro È tornata Miss Italia, io la vedevo Miss i Italia. risultati delle nostre 6 Miss, grazie, che grazie. andremo a fasciare stasera. Intanto vi facciamo accomodare Accomodatevi pure. perché poi tra poco verrete qui al centro per premiare le nostre ragazze e noi le facciamo entrare. Con l'ultimo? Serpentone! Aspetta, perché prima di andare a chiamare loro in ordine sparso facciamo un ritorno. Ah, c'è il ritorno. Eh sì, c'è il ritorno. Stasera c'è il ritorno e iniziamo proprio col botto. Ogni tanto torna. Ogni tanto ritorna. E andiamo ovviamente a chiamare Carmelo Ambrogio. Dov'è? Eccolo. Buonasera, anche lei qui, buonasera. Come sta? Buonasera a tutti. Bene. Bene, allora Trovo senti, abbiamo veramente un pubblico numeroso, ci fa una molto struttura veramente che è molto molto accogliente e bella, quindi complimenti perché quando l'abbiamo scelta con Gerardo mi era piaciuta subito, quindi veramente complimenti. Niente, io faccio ovviamente un inciso di qualche minuto, voglio ringraziare, l'ho già citato, Gerardo Bonifati col quale è nata da subito una sintonia, ci abbiamo lavorato, poi gli voglio fare i complimenti perché a parte che è direttore artistico di questa bellissima manifestazione e come ho detto già prima quando ci siamo parlati nei giorni precedenti, questo è il carnevale più importante, storico e più importante per la nostra regione, quindi questo è un fiore all'occhiello, quindi io direi di fare veramente un grandissimo applauso per questa manifestazione Orgoglio di Calabria, quindi voglio fare i complimenti alla Proloco, a tutta la struttura, a tutti i ragazzi che ho conosciuto, alcuni, magari non tutti, però tutti quelli che stasera hanno lavorato nei giorni precedenti, anche stasera, tutte le ragazze che sono state con noi dietro le quinte, non ci hanno fatto mancare nulla, quindi veramente siete una squadra fortissima, una squadra fortissima e quindi un altro applauso va a loro, va a voi perché siete stati veramente bravissimi. Poi lasciami dire qualche altra parolina. Allora voglio ringraziare Francesca Bergesio
la nostra Miss Italia che non è la prima volta che viene da noi, verrà ancora tante volte perché tra poi luglio, agosto sarà con noi tante altre volte, ma è veramente una ragazza preparata oltre che bellissima e quindi veramente voglio farle un complimento perché poi lei sta studiando, adesso si sta impegnando, quindi sta studiando per fare l'attrice. Io sono convinto che lei avrà un futuro radioso. Glielo auguriamo, volentieri. Ti faccio un grande in bocca al lupo come lo faccio a Zari e a tutte le ragazze ovviamente che hanno partecipato negli anni, quelle che stasera sono qui, tutte le altre che ci saranno nel corso poi della stagione che si preannuncia, come si preannuncia? Calda e faticosa. Sì. Ma bella, e quindi ma bella. un altro applauso va a loro perché sicuramente sono 23, ne premieremo solo 6, quindi a loro faccio un altro in bocca al lupo di non mollare e di stare con noi. Abbiamo avuto un'altra grande eccellenza su questo palco che si è esibita, che è Desiree Malizia, un altro orgoglio di Calabria. Io ho conosciuto il papà, lei merita tanto, avrà anche il maestro della scuola, quindi che conosco di vista, un futuro radioso anche per lei perché è veramente fortissima. Poi se lo ha detto una certa Loredana Bertè, qualcosa vorrà dire, quindi siamo stati onorati sia di aver partecipato in questa grande manifestazione e di aver avuto ospite questo grande talento. E poi in ultimo, ma non per ultimo, avete ringraziato la televisione. Certo, noi salutiamo gli amici di Ten. Puntata poi, adesso poi vi faremo sapere, ma andrà in onda anche sulla nostra TV ufficiale che è Tele Europa Network. Esatto. Quindi ringraziamo anche la nostra TV ufficiale. Sì, Carlo Magno che ci ha fornito un'auto bellissima con la quale siamo andati a prendere Francesca, quindi grazie Carlo Magno che ci fornisce le autovetture, quindi loro sono sempre al nostro fianco. E in più, stavo dicendo, in ultimo ma non per ultimo, un grandissimo ringraziamento va alla nostra super squadra che si è ritrovata dopo qualche mesetto. Abbiamo portato su in pochi giorni questo spettacolo, quindi vi ringrazio di cuore e i complimenti poi finali a voi. Va bene. Grazie, io ovviamente volevo ringraziare, faccio solo il suo nome perché è la sua prima volta, Vincenza Travora, è andato un po' in ansia perché la nostra collaboratrice seguirà le ragazze quest'anno anche lei dietro le quinte, quindi brava Vincenza perché era un po' preoccupata, ma se l'è cavata bene e come sempre, come faccio ogni sera, saluto le mie bimbe, questa la dormiranno, però insomma mando un grande bacio a loro che sono a casa. Le nostre, sì, scusa. Allora, le nostre bimbe. Spieghiamo adesso cosa succederà. Noi dalle 23 ragazze. Aspetta, sì. perché No, aspetta, che? c'è un omaggio c'è l'omaggio per Carmelo, siccome l'abbiamo qui gli con facciamo noi, anche l'omaggio. siccome non premiamo solo le Miss, ma hanno deciso qui di premiare anche Carmelo, non con una fascia, no, una fascia no, ma facciamo entrare una mattonella celebrativa dei 90 anni del gruppo folclorico della Proloco del Pollino di Castrovillari. Eccolo. Oh, bellissimo. Grazie veramente di cuore perché io poi non sono, io sono un ospite qui, quindi non ricevo mai premi, mi fanno solo arrabbiare loro, e quindi veramente grazie, molto bello e veramente sono emozionato. Scusa, in che senso ti faccio arrabbiare? Non l'ho capito questa cosa. Era una bugia buona, bianca questa. Io ho capito, faccio l'ospite, quindi ogni tanto vedo che ci sono delle situazioni. Allora andiamo avanti anche perché le ragazze tra poco ci vengono, quindi spieghiamo cosa succederà ora. Andremo a chiamare in ordine sparso 6 ragazze che verranno qui al centro, poi andremo a fasciare la sesta, la quinta, la quarta, la terza, rimarranno le 2, eleggeremo Miss Carnevale di Castrovillari e poi ovviamente fasceremo anche la seconda classificata. Iniziamo subito. Allora vado a chiamare io la prima ragazza, che è la numero 3, Diana Mantovani. Dobbiamo spostarci un po' là, altrimenti le ragazze non vorrei si vedono. farle sbirciare. Ecco. La numero 23, Ginevra Pia Grande. La numero 22, Elena Cucunato. La numero 20, Anna Pichini. La numero 12, Sara Grandi.
fortuna per questa prima selezione che è il numero 6, Francesca Salimbeni. Acquistate il centro. Allora, prima selezione dell'anno, lo dico anche all'inizio di questa kermesse. Ragazzi, siamo solo all'inizio, non vi demoralizzate, anche perché bisogna essere gagliarde e toste fino alla fine, mi raccomando, anche perché siete meravigliose tutte quante. Allora, Dobbiamo vedere, ovviamente dobbiamo ascoltare la nostra Denise Ubriaco, perché ci dirà chi è la Miss più eletta dal web di questa sera. Denise. Buonasera a tutti. Questa sera la Miss più votata dal web è la numero 23, Ginevra Pia Grande. Complimenti. Allora, non c'è la passerella, altrimenti l'avremmo fatta sfilare, ma è come se l'avesse fatto. Allora, torniamo in atmosfera. Allora, iniziamo dalla Miss sesta classificata. A premiarla sarà Anna De Gaio. Facciamo entrare la fascia. Ecco la fascia che ci raggiunge insieme ad Anna da questa parte, prego. Allora, Miss sesta classificata è la numero 3, Diana Mantovani. Complimenti. Grazie, andiamo a premiare la Miss quinta classificata. Chiamo Alessandro Di Diego qui vicino a me per premiare la quinta classificata. Facciamo entrare la fascia. Miss quinta classificata è la numero 22, Elena Cucunato. Ragazzi, Avvicinatevi. Saliamo ancora alla quarta classificata. A premiare sarà Anna Rita Caramone, che ci raggiunge insieme alla fascia. Miss quarta classificata è la numero 6, Francesca Grimberti. Premiamo ora la terza classificata. Siamo sul Miss podio. Framesi, siamo sul podio. Facciamo arrivare qui al centro Giuseppe Pirillo più tutti i parrucchieri che possono salire qui dalla scala sul palco. Venite anche per raccogliere l'applauso. Poi le sorelle Sonia e Sandra. Entrano anche la fascia e il gadget Framesi. Eccoli qua. Bravi ragazzi come sempre. Siete sempre stati top. Suriano, chi è che è Miss Framesi? Chi è? Miss Framesi è la numero 12, Sara Grandi. Prego. Complimenti. Sono rimaste in due. bene. Grazie ragazzi. Una di loro è la Miss Carnevale di Castrovillari, sì. quindi tra poco lo andremo a scoprire. Mettetevi ovviamente al centro. A questo punto noi facciamo venire qui accanto a noi la nostra Miss Italia, Francesca Bergesio, Gerardo Bonifati e Vincenzo Locisano per il gioiello Miluna. E anche il presidente della Proloco Eugenio Iannelli che ci raggiunge.
così all'unisono andranno a fare la vestizione di Miss Castrovillari. No, io volevo sapere questa tua prima Miss esperienza. Carnevale di Castrovillari, scusate. Questa tua prima esperienza da giurata, com'è andata? Benissimo, è stata ovviamente una novità, ma mi sono trovata davvero bene. Scegliere tra tutte queste ragazze è stato veramente tosto, perché su questo palco, oltre alla loro bellezza estetica evidente, hanno portato anche un qualcosa di loro e quindi è stato davvero bello. Complimenti a tutte. So che c'è un omaggio per la nostra Miss Italia, arriva. lo facciamo entrare subito. Arriva. Per Francesca Bergesio, perché sono Praticamente in rapida successione, sia per la nostra Miss Italia che per Miss Castrovillari e anche per te, cara la nostra Linda, arriveranno un bel libro per i 90 anni, no? Comunque è sempre Miss Carnevale di Castrovillari. Sì, l'ho detto, No, mi sono no. corretto, mi sono corretto. Allora, questo è per te, Francesca. Arrivano i fiori. Poi anche un omaggio. Allora, a Carmelo è andato il simbolo dei 90 anni del gruppo, e quindi è stato nominato ufficialmente per la felicità della moglie Carmelo, componente onorario ad del onore gruppo del folclorico della Ma lui e il folklore vanno benissimo, quindi ce l'ha se dentro. lo inserite nella compagnia. Lo allontaneremo da casa nei nostri Sono dispiaciuta. vari viaggi in tutto il mondo, va bene? Mi dispiace, mannaggia. Solo che è un bell'uomo, poi tu sei bellissima, ma anche Grazie. lui, voglio dire, quindi poi non lo so quello che succederà, voglio dire. Vabbè, si dice che ogni lasciata è persa a un certo punto. Sicuramente. Poi invece lì il libro è il libro della storia della nostra associazione, quindi la porterà in terra di Piemonte, va bene? Così ricorderai questo, quando avrai il tempo di leggere questa storia così gloriosa della nostra città e della nostra associazione. E il cofanetto con le caramelle che hai visto. Io già mi sono appropriato di un paio. Delle importanti e famosissime aziende Amarelli che producono un'eccellenza della liquirizia della nostra terra. Benissimo, Grazie. poi ci sarà anche per Miss Castrovillari e anche Miss Carnevale di ma perché mi viene solo quello? Miss Carnevale di Castrovillari e anche per la nostra Linda Suriano, eccetto le caramelle, che non te le do, le prendo io. Va bene. Allora, a parte gli scherzi. Sì, facciamo entrare ora. Direi di cambiare ovviamente atmosfera. Nel frattempo facciamo entrare la fascia, la corona e il gioiello Miluna. Poi chiamiamo anche chi premierà la seconda classificata, ovvero Pippo Campolongo, vabbè quello non mi serve più, che dopo aver ovviamente premiato la Miss Carnevale di Castrovillari andrà a premiare la nostra seconda classificata. Allora consegniamo la corona a Francesca, la fascia di Miss Carnevale di Castrovillari potete darla a Gerardo Bonifati? No, e il gioiello, sì, potete consegnare il gioiello a Vincenzo Loccisanoli. Sì. Ecco, c'è un po' di confusione. La fascia della seconda classificata la consegniamo invece a Pippo Campolongo, ecco, che è da quella parte. Eccolo lì. Lo facciamo venire vicino a me, così poi... Al timidone Linda, al timidone Pippo Cambolongo. Sì, E poi al timidone. La storiella che ha raccontato, la vera, ve la posso dire io, quella era della mamma che gli faceva fare la spesa, perché lui alla Proloco raccontava questa storiella sempre della sua timidezza. Allora, incuriositi un po' tutti, siamo andati di nascosto a vedere dove andava a questo supermercato, e in effetti andava in un supermercato e noi l'abbiamo seguito, però in lontananza vediamo una donna bellissima che era la cassiere. Ah, ok. E quindi la sua c'era un timidezza motivo. E vabbè, che è successo 40 anni fa, voglio dire, non c'era ancora Lorena. E quindi che succede? La cassiera, in effetti, che era probabilmente lei nella sua bellezza anche esprimeva la sua timidezza, si guardavano e si sbagliavano, in effetti, invece di dargli il pollo gli dava il fegato e lui si incantava e la guardava. Quindi questa era la timidezza. Che meraviglia! Abbiamo capito la storia. Che meraviglia, è una cosa bellissima. 40 anni fa Lorena non c'era, quindi Siamo a posto, abbiamo salvato l'integrità del matrimonio. Cambiamo atmosfera. Siamo arrivati qui nella nostra prima tappa dell'anno, la prima d'Italia, per incoronare questa sera Miss Carnevale di Castrovillari. Abbiamo avuto una madrina d'eccezione, la nostra Miss Italia. 23 le ragazze, ne sono rimaste solo 2 per questa sera, come sempre ci accade.
e siamo pronti per nominare la vincitrice, che è la numero 23 Ginevra Pia Grande. Prego. La corona di Miss Carnevale di Castrovillari insieme al gioiello Miluna che viene fatto indossare. E mentre ovviamente ingioielliamo la nostra Miss Carnevale di Castrovillari, andiamo a fasciare la nostra seconda classificata, che è la numero 20, Anna Pighini. Vieni qui al centro. Anna, un applauso anche per te, vieni pure a raccoglierlo dal meraviglioso pubblico di questa sera. Prego, Miss Carnevale di Castrovillari, sarai la madrina di questa manifestazione, avrai molti impegni istituzionali che poi ti comunicheranno il presidente e anche il direttore. Arrivano anche per te gli omaggi che avevamo citato precedentemente. Gerardo. Contenitore del gioiello, che è importante. Sì, questo lo consegniamo Carmelo, anche il contenitore del gioiello. Sì, no? Carmelo gli faccio fare il balletto. Ecco, vedi, ogni tanto. Ecco, Allora, Francesca, volevo che chiudessi insieme a noi questa prima data di Miss Italia Calabria. Che emozioni ci sono anche da parte tua? Perché insomma, premiare è già diverso da essere premiato. Esattamente, mi sono ricordata la scena in cui Miss Italia del 2022 mi incoronava con la stessa coroncina, avevo il cuore che batteva fortissimo e gli occhi che brillavano. Ho rivissuto praticamente le stesse identiche emozioni e vi ringrazio di cuore per questa fantastica serata. Grazie. Grazie a te per esserci stata. Suriano, noi ci rivediamo presto. Purtroppo sì. Grazie ad Andrea De Jacopo, Lindo grazie Suriano. a voi. Ciao ragazzi. Buonanotte. L'ultima cosa. 2024 Miss Italia Calabria è tornata. Ci vediamo presto. Ciao.